Eder, Mech, Pallister. Nel dedalo di indizi e interrogativi ancora irrisolti che ruotano attorno alla morte di Liliana Resinovic, ogni dettaglio apparentemente marginale si carica di un potenziale significato simbolico. Tra questi ce n'è uno che merita un'attenzione particolare. Una cartella presente all'interno di un hard disk che Sebastiano Visintin, il marito di Liliana, avrebbe cercato di far tenere a Pino, amico di famiglia, subito dopo la scomparsa della donna. Il nome di quella cartella, Modigliani. Un semplice omaggio artistico o qualcosa di più profondo, oscuro, intimo? Amedeo Modigliani, artista livornese trasferitosi a Parigi, è universalmente noto per i suoi ritratti di donne dal volto allungato e dagli occhi vacui, immersi in un'atmosfera malinconica e distante. Il soprannome con cui era conosciuto a Montparnasse, Maudit, è un gioco fonetico con il termine francese maudit, cioè maledetto. Un riferimento che calza tragicamente anche per la sua vita travagliata, tra povertà, malattia, alcol, droga, amori infelici e morte precoce a 35 anni. E se proprio Modigliani fosse una chiave di lettura della vicenda Resinovic. La cartella con quel nome contenuta nell'hard disk non è un dettaglio casuale, soprattutto se teniamo conto del momento in cui viene segnalata, nei giorni successivi alla scomparsa di Liliana. È lo stesso Sebastiano Visintin che, secondo quanto riportato, avrebbe cercato di affidare quel dispositivo all'amico Pino. Un gesto che potrebbe rivelare l'intenzione o il bisogno di mettere in salvo qualcosa. Un gesto che non può non ricordare quei comportamenti di chi, nel panico o nel timore di ciò che potrebbe emergere, decide di far sparire o proteggere file e contenuti digitali. Perché proprio Modigliani? L'artista è da sempre associato alla figura femminile idealizzata, sensuale ma anche distante, ambigua, perfino spettrale. I suoi ritratti sembrano anime più che persone. E nel caso di Liliana la narrazione pubblica, anche alimentata da alcuni atteggiamenti e dichiarazioni dello stesso Visintin, ha a volte cercato di cristallizzare la figura della moglie come un'immagine idealizzata, quasi mitologica. Ma Modigliani non è solo questo, è anche un simbolo di tormento interiore, di autodistruzione, di confusione tra amore e dolore. Un uomo la cui compagna, Gianne Buterne, incinta al 9° mese, si tolse la vita gettandosi da una finestra il giorno dopo la sua morte. Anche qui la tragedia si replica, la sofferenza tracima nel gesto estremo. È quindi possibile che Sebastiano Visintin abbia usato il nome Modigliani per dare un'etichetta metaforica a una parte della sua vita, un contenitore di pensieri, file, immagini o scritti legati a Liliana, al loro rapporto, alla crisi o alla separazione. Una cartella simbolica, forse autobiografica, forse memoriale. Nel corso del tempo, Sebastiano Visintin si è sempre mostrato molto sensibile all'arte e alla comunicazione visiva. Ha curato personalmente alcune elaborazioni fotografiche di Liliana, esponendole come veri e propri ritratti, lavorati digitalmente in stile quasi pittorico. In alcuni di questi lavori si notano pose e linee che, volontariamente o no, evocano le forme essenziali e allungate tipiche del tratto modiglianesco. Ma c'è di più. In alcune interviste Visintin ha usato un linguaggio fortemente evocativo, estetizzante, parlando di Liliana come di una creatura non di questo mondo, con toni da artista decadente. In questo senso il riferimento a Modigliani potrebbe rappresentare anche una proiezione narcisistica, un modo per identificarsi in una figura d'artista tormentato, incompreso, capace di amare senza essere amato, attratto da figure femminili angeliche e irraggiungibili. In un certo senso l'associazione con Modigliani potrebbe essere anche un tentativo di costruire una mitologia personale. Sebastiano, il fotografo e artista autodidatta, come Dedo Modigliani, il pittore dannato, entrambi legati a una donna fragile e idealizzata, entrambi circondati da incomprensioni, giudizi, leggende e soprattutto tragedie. Restano ovviamente ignoti i contenuti effettivi della cartella Modigliani. Ma in un'ipotesi ricostruttiva fondata su elementi simbolici e comportamentali, essa potrebbe contenere fotografie private o ritoccate artisticamente di Liliana, scritti, lettere, poesie, riflessioni personali sul loro rapporto, documenti o file sensibili legati alla loro separazione o a questioni personali, materiali artistici, bozze grafiche, montaggi video, progetti incompiuti, oppure, in un'ipotesi più delicata, qualcosa che Visintin avrebbe voluto tenere nascosto agli inquirenti. Un nome scelto per proteggere o mascherare. Un nome evocativo, per dire senza dire. Per nascondere sotto una patina d'arte una tragedia personale.
Nel caso di Liliana Resinovic, dove nulla può essere lasciato al caso, anche una semplice etichetta informatica può rivelarsi significativa. Il nome Modigliani può essere letto come una finestra sul mondo interiore di Sebastiano Visintin, tormentato, forse malinconico, segnato da una perdita che non riesce ad elaborare e da una verità che continua a sfuggire. Modigliani, l'artista maledetto, Liliana la donna sparita, Sebastiano l'uomo che archivia l'enigma in una cartella. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.